Buongiorno a tutti, vediamo come risolvere un'equazione di secondo grado usando la formula. Abbiamo un'equazione della forma ax al quadrato più bx più c uguale a 0 e questa è la formula che ci dà le soluzioni. Allora dobbiamo risolvere questa. Confrontiamo ax al quadrato e 2x al quadrato, a e 2. Qui abbiamo bx, qui meno 5x, b è meno 5. Qui abbiamo c e qui abbiamo meno 3, c è meno 3. Quindi scriviamo a è 2, b è meno 5, c è meno 3. Quindi applichiamo la formula per risolvere x1, 2 perché abbiamo due soluzioni. Allora meno b sarebbe meno 5 e quindi più 5 più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 5 al quadrato fa più 25 meno 4c. Allora meno 4 per a che è 2 per c che è meno 3, tutto fratto 2a, 2 per a che è 2, 2 per 2. Allora adesso abbiamo 5 più o meno, allora qui ha precedenza la moltiplicazione e qui abbiamo meno più meno, meno per meno mi dà più, quindi qui abbiamo un più, radice quadrata di 25 più 4 per 2 8, 3 per 8 24, fratto 2 per 2 fa 4, 5 più o meno radice di 25 più 24 fa 49, fratto 4, radice quadrata di 49 è 7, quindi abbiamo 5 più o meno 7 fratto 4 e abbiamo due soluzioni, x1, x2, diciamo che per la prima scegliamo il meno, 5 meno 7 fa meno 2 fratto 4 e l'altra 5 più 7 fa 12, 12 fratto 4, qui abbiamo meno 2 quarti è meno un mezzo e qui 12 diviso 4 fa 3, quindi abbiamo trovato due soluzioni, meno un mezzo e 3. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.